Buonasera, salutiamo Città Giusta saluta in compagnia di Silvia Marongiu e Lorenzo, che sono venuti a trovarci dalla Dispoli per questa chiacchierata qui. Noi siamo contenti, molto contenti di questa sorpresa che Sorso ci ha regalato, e abbiamo voluto fare questo incontro approfittando dei brevi giorni di vacanza di Silvia, sfidando tutte le scaramanzie del venerdì 17, il caldo di Caligola, e rinunciando a un bagno al mare, oppure rinviandolo. Altro elemento che è una concittadina, che è un uomo politico, diciamo che la politica è cosa da uomini, no? Questo grimaldello delle quote rosa, però lei ha molta passione. E noi, forse una delle prime interviste video che facciamo su temi della politica, perché guardiamo la politica con occhio scafato, vediamo nella politica un momento di commissariamento, uno spirito di sacrificio, guardiamo insomma le persone che fanno politica né più nemmeno come i tipografi che mettono i nomi dei santi, che sono diventati santi dal calendario perché qualche martirio hanno fatto. Adesso questo martirio che tu stai vivendo ce lo spieghi, perché lei è niente poco di meno che assessore alla una delega che ci spiegherà al comune di Ladispoli. Diamo una scheda: studi con laurea in filosofia, master in relazioni pubbliche dell'Unione Europea, vive a Ladispoli con una condivisione totale, perché si è sposata, ha fatto un figlio, ha accettato una candidatura, ha fatto una campagna elettorale col Partito Democratico, è stata la prima dei non eletti su un nuovo sistema elettorale, che sono 16 candidati e una giunta composta da quattro assessori più i delegati, e una donna mamma, quindi non soltanto il lavoro politico ma anche il lavoro come consulente per un'agenzia di comunicazione. Divideremo le riflessioni su questo aspetto che vede le donne prendere i destini delle comunità e svilupparle, e più o nemmeno con la stessa attenzione che abbiamo dato a Cinzia Tomagra, che a suo tempo ha proposto una petizione che andremo a formalizzare a breve sull'esigenza di un parco giochi, un parco urbano, perché le famiglie, i bambini, le mamme si ritrovino. Ti diamo la parola. Questa tua esperienza come nasce? Raccontaci qualcosa. Io innanzitutto vi ringrazio per avermi coinvolto, perché senza il coinvolgimento e soprattutto senza Facebook non ci ritroveremo qua, che è stato lo strumento che ci ha permesso comunque anche di condividere questa mia passione politica e questa mia candidatura. E io sono arrivata nel 2003 alla Dispoli, e la prima cosa che ho fatto è iscrivermi all'interno di un'associazione, l'Associazione Culturale Sarda, quindi attraverso l'associazionismo ho cercato di integrarmi sempre di più in un contesto cittadino. Politica oggi perché? Perché comunque è importante sentirsi parte attiva di un tutto e cercare di comprendere anche la realtà nella quale si vive e metterci la faccia. Io lo faccio con passione, con concretezza, mi sento molto lontana dalle logiche spartitorie e credo comunque in un partito democratico che è molto vicino alle persone, e con i miei amici, con militanti, con compagni ho fatto e sostenuto grosse battaglie.
Attualmente io sono vice segretario, seguo la comunicazione, sono delegato provinciale, ma sono anche delegato del sindaco all'integrazione, alla cooperazione internazionale e alla progettazione europea. Questo mi dà la possibilità comunque di interagire a livello nazionale con quello che è il Foro Immigrazione, che attualmente sta facendo delle grandi battaglie. Io ho rappresentato il comune di Ladispoli, che conta già di 100 etnie differenti, presso un presidio che si è tenuto a Montecitorio il 4 luglio, perché insieme sosteniamo la battaglia di chi nasce e cresce in Italia italiano. E oltretutto comunque puntiamo sul discorso europeo, non è che solo la Francia può dare comunque un'immagine di apertura e di una globalizzazione positiva, anche l'Italia ce la può fare, però deve fare puntando sull'integrazione, anche perché la città di domani è solo quella integrata, dobbiamo stare molto attenti. Multiculturale. È multiculturale, ci deve essere una sinergia e la sinergia deve venire dal basso, quindi anche con iniziative di tipo territoriale, quindi io condivido anche le vostre petizioni e bisogna iniziare così, soprattutto per cercare di catturare un po' l'attenzione, vero? Io a proposito di catturare l'attenzione mi porto dietro Lorenzo, perché comunque lui è un mio sostenitore naturalmente in tutta la campagna elettorale, non avendo supporto di famiglia come accade di chi c'ha i genitori, di chi c'ha i parenti vicini. Allora io cerco di coinvolgere, a volte si stanca, a volte fa i capricci, a volte ascolta, impara. Lo confessiamo, è un gesto ruffiano nei confronti di chi ci guarda, si dice investiamo in simpatia. Noi investiamo sui bambini, perché la città di domani è la città dei bambini. Certo. Ladispoli, città di circa 45.000 abitanti, vicino a Civitavecchia, quindi turismo e agricoltura. Turismo, mi dice, ma i posteggi si pagano alla Dispoli con differenziazione dei non residenti? No, non c'è la differenziazione che esiste. Accanimento terapeutico con chi ha la zona traffico limitato? Io non conosco bene le vostre dinamiche, le nostre sono un po' differenti, quindi quest'anno sono arrivata e mi sono ritrovata con questa differenziazione, però non sono stata ad approfondirla, quindi non sono in grado neanche di dare un giudizio in questo senso. Ecco, Silvia è Sorso, mantieni i contatti con le amicizie o tutto fa Facebook? No, io Facebook sono iscritta a Facebook dal 2009. Però diciamo che l'ho ripristinato in fase di campagna elettorale, perché comunque oggi la comunicazione integrata è fondamentale, è un punto di snodo, crea molta attrattiva. Sì, amore. E crea molta attrattiva, però io i miei rapporti li mantengo telefonici, e quando vengo qua cerco di incontrare sempre un po' tutti. Non a caso comunque mi porto dietro la mia coperta di Linus, sono i gioielli Neula. Vabbè, con Paola ho un rapporto di un certo tipo. Ci siamo conosciuti in quella circostanza nel lontano 2005. Del 2005, quando abbiamo presentato una bellissima mostra Orizzonti di Paola Cassano, che ha svelato un talento di questa donna, di questa ragazza, che è veramente notevole. Spero che abbia più fortuna di quanta ne ha, nel senso di celebrità, perché merita. La domanda che faccio è un giudizio su Città Giusta come profilo Facebook, no? Il lavoro che stiamo facendo è un lavoro di informazione e di comunicazione. Ci tengo a precisarlo, noi cerchiamo di fare una narrazione della quotidianità. Tu come lo vedi questo tipo di lavoro che stiamo facendo? Che percezione ne hai? Io ho la percezione che questo continuo aggiornamento consente anche comunque a chi non è presente sul territorio di avere anche una visione critica di quello che comunque avviene, perché molto spesso siamo legati a articoli, a commenti o a frasi riportate, invece il vostro sguardo mi sembra non solo analitico e non contestatore come molti lo definirebbero, ma attento a sviscerare determinate situazioni, a renderle note con una chiave di lettura differente. Io la vedrei una chiave di lettura differente. Ecco, noi facciamo questa informazione diffusa che
fondamentalmente siamo dei rompicoglioni, questa è la verità, no? Soltanto per postare gli articoli della Nova ci troviamo a constatare che ci pigliamo insulti, no? Disturbiamo anche i fatti di cronaca recenti, purtroppo comunque accaduti e che erano solari, evidenti, per cui noi facciamo un effetto micro, facciamo rimbalzare la notizia. Un'altra considerazione che mi va di fare è questa qua, la tua presenza alla Dispoli, no? Soruc aveva questo slogan elettorale, uno dei tanti, una bellissima campagna elettorale, la prima: esportiamoci, non emigriamo, no? Che ribaltare con una parola dei concetti storici, cioè smettiamola di piangere e esportiamo le nostre intelligenze. Paradossalmente Soso esporta donne che fanno politica con incarichi amministrativi diretti, no? Ma la cosa che attraverso Facebook, so che tu a fine mese fai gli anni, sia il segno della Vergine, ma anche Angela Mameli, che è stata assessore al comune di Sassari con la prima giunta Canao, è mia gemella strada, è nata il 1 settembre se non ricordo male. Questa è una coincidenza che a me mi ha reso felice. Quindi due inizia ad essere già un indizio, no, due fanno qualcosa di più, non dico una prova ma un indizio. Ascoltami, su questo fatto qua, Soso vive, parliamo di Soso un pochettino, vive una crisi politica, abbiamo il partito principale della sinistra, una sinistra che per come lo vedo io è inesistente, no? Lacerato e che è senza segretario. Adesso a settembre dovrebbe risolversi il problema, c'è l'esigenza di un forte rinnovamento, però su che cosa costruiremo questo rinnovamento. Allora, io avevo due ipotesi, no? O lo facciamo noi il sequestro e portiamo un papa straniero, no? E diamo però in cambio al sindaco di La Dispoli qualcuno, lo dico Maria Antonietta, tanto come si dice, ha avuto, come il tenente a votare, la pigliamo, la imbarchiamo e diciamo guarda che ha avuto un viaggio prima per Gardaland, e invece lì alla Dispoli in un campo profughi a fare. In prospettiva, no, questa che è una di quelle idee dementi, a te piacerebbe l'idea di venire qua a fare profeta in patria? Guarda, allora io per questioni familiari molto spesso ho pensato comunque di rientrare comunque a Sorso, perché insomma con un contesto familiare un po' difficile da gestire, però diciamo che nell'ultimo periodo ho un po' sfruttato la mia presenza comunque nel continente, perché comunque mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con realtà differenti, cosa che comunque magari a Sorso non avrei potuto fare. Quello che è il mio sguardo verso questa città in evoluzione è che comunque secondo me gli uomini e le donne che la compongono hanno bisogno di sentirsi coinvolti maggiormente, sentirsi coinvolti e partecipi per poter rinnovare. Non è che bisogna necessariamente rottamare. Il giovane sì, supportato comunque da figure di riferimenti, quindi se si vuole ricostruire un PD bisogna ricostruirlo dalla base, seriamente, cercando comunque in un certo modo di affrontare problematiche legate comunque a quelli che sono i beni comuni, a battaglie comunque vere. Ritornare, cioè quello di ritornare a casa è sempre comunque, risulta come un sogno nell'immaginario. Non lo so io oggi se lo farei in questo momento. La mia decisione è quella di fare un percorso comunque di crescita che mi consenta anche di poter collaborare comunque con voi, ed è quello che sta nascendo, perché l'altro giorno ci siamo ritrovati in pizzeria, ci siamo confrontati ed è stato per me un bel momento, perché comunque ho incontrato persone, i miei compaesani, i miei concittadini, con i quali mi sono resa conto di avere delle cose in comune. Magari prima si usciva, ci si vedeva, ci si salutava e non ci si rendeva conto che eravamo accomunati dalla stessa passione, la stessa voglia di cambiare le cose, perché hai detto una cosa giusta: oggi per una donna non è semplice fare politica,
ma la parità non è quella di essere uguali agli uomini, ma quella di poter scegliere. E credimi Gero, io ho scelto di fare attività politica perché comunque ho un marito che mi ha supportato, una famiglia che mi ha dato questa possibilità, quindi dobbiamo scegliere chi vogliamo essere e come vogliamo vivere, se ci danno la possibilità di vivere. Ma infatti il discorso non è quello della parità in assoluto. Con Maria Paola Currile abbiamo fatto un discorso dove il diritto oggi non è quello illuministico all'uguaglianza, ma è il diritto, una volta che l'uguaglianza l'hai più o meno conseguita, il diritto è quello alle differenze. Allora le prime voci che hanno portato l'esigenza della differenza sono le donne, sono le femministe, poi tutte quante le altre realtà negate dei diritti, come Maria Paola insegna, le differenze dell'omosessualità, del transgender, eccetera, eccetera, un discorso estremamente complesso, no? E su questi argomenti qua, sul diritto alle differenze, il Partito Democratico si spacca e poi con cattiveria altre persone approfittano per dire in Italia c'è il problema di un debito pubblico dello spread e il Partito Democratico va a discutere del matrimonio, delle coppie di fatto o meno, che sembrano delle cose marginali. Il problema però è anche questo qua, no? Fondamentalmente capire che nel momento in cui la realtà della coppia di fatto o del matrimonio degli omosessuali e poi si dimentica una cosa, no? Che possono essere delle coppie omosessuali con figli, perché una coppia omosessuale donna, no? Può avere i figli tranquillamente e sono figli suoi e possono essere educati all'interno di una coppia omosessuale. Allora tutte quante queste cose qua non è che cambiano l'attenzione rispetto allo spread, ma dimostrano che la società è molto più avanzata di certi cappi politici, cappio politico che viene utilizzato per mettere, per togliere coraggio all'azione culturale forte di una sinistra smarrita oggi in Italia. Sinistra smarrita significa entrare proprio dentro le tematiche del Partito Democratico. Forse siete arrivati assieme, c'era Gori, Giorgio Gori, che è stato una delle menti di Mediaset quando Mediaset poteva essere un momento culturale arricchente e innovativo della televisione. Oggi è il ghostwriter di Renzi, che è un giovane coetaneo, non è coetaneo, non lo so se è coetaneo. Sì, no, dovrebbe essere coetaneo. Un pensiero sul Renzi. Su Renzi, guarda, io l'ho visto anche da poco all'Assemblea Nazionale del PD, mi ritrovavo seduta tra Renzi e D'Alema, ti lascio immaginare, quindi una scelta fisicamente come collocazione. E vabbè, io cosa ti posso dire? Ti posso dire che io non sono per la rottamazione, sono per l'innovazione. E Renzi secondo me come sindaco ha fatto grandi cose, ma un conto è governare una città, un conto è governare l'Italia. Vogliamo tornare al berlusconismo, che comunque con il sistema Mediaset pensava di fare chissà che cosa, e poi siamo arrivati alle conclusioni che abbiamo visto e vissuto sulla nostra pelle. Io credo che il Partito Democratico non si debba spaccare in questo momento, e con questo filone renziano stiamo arrivando un po' a degli eccessi. Io sono pro Bersani, lo dichiaro, però credo che comunque come forza il Partito Democratico sia l'unico partito in grado di dare la marcia verso il cammino che ci può portare alla vittoria, però gli esiti non sono scontati e quindi bisogna lavorare. E lavorare significa cercare di fare gruppo, cercare di fare squadra e cercare di dare nuovamente credibilità a quella politica di quelle persone che non è che hanno votato i grillini, o quelle che non sono andate a votare perché non si sono riconosciute in un sistema o perché non hanno trovato un progetto nel quale potersi identificare. Noi dobbiamo recuperare quelle persone, sono tante, sono laiche, sono di sinistra, sono comunque persone che vivono dall'associazionismo e che magari in passato credevano in valori di un certo tipo e che sono reduci valori comunque legati anche alla resistenza, quindi alla legalità, alla lotta dei diritti civili, e che comunque sono rimaste lì a guardare perché non si sentivano rappresentate.
Cioè, oggi i giovani, gli adulti, ma chiunque è stanco di quei politici che ci hanno scritto in faccia: lascia fare, so fare tutto io, perché intanto tu non capisci niente. Bisogna puntare sulle regole, sui diritti, sull'uguaglianza e sulle competenze. E il Partito Democratico, all'interno del Partito Democratico ci sono persone con competenze, con animo, con passione e con voglia di cercare di cambiare insieme. Però bisogna fare in squadra, quindi anche voi, se vi volete ricostruire, ricordatevi che è importante lavorare in squadra, che non vanno bene i particolarismi, no, e quindi bisogna cercare siamo tifosi da curva a sud, noi siamo di quelli quindi che bisogna cercare di fare un lavoro di tiriamo un a certo pallate dove cercare vediamo di qualcuno. cercare di parlare comunque con tutte le realtà, comunque anche quelle anche più difficili, perché l'approccio che noi abbiamo verso il diverso ci dà proprio indicazione di quella che è la società nella quale viviamo. È attraverso questo che comunque noi riusciamo comunque a rapportarci, avere una chiave di lettura e cercare di proporre qualcosa, perché altrimenti non riusciamo ad andare molto lontani. Ecco, c'è un convitato di pietra sulla scena politica nazionale che è Grillo. Grillo, dovete sapere, io ho molti amici comunque che sono grillini, fanno parte del Movimento 5 Stelle, con loro ho condiviso delle cose, però io credo che comunque Grillo abbia catturato non solo il centro-sinistra scontento, ma molto del centro-destra. Ma non esiste il centro-sinistra e il centro-destra, non esistono etichette con però se li vogliamo, non codice a barre, però se noi comunque ci sono delle persone che si identificano un determinato gruppo anche di appartenenza, che magari hanno deciso di non fare una tessera politica e poi hanno pensato che comunque quella poteva essere la soluzione, non la reputo tale. Credo che comunque loro abbiano cercato di intraprendere un determinato tipo di battaglia, però sono sempre del Partito Democratico, e anche quando ho avuto comunque dei dubbi mi sono alla fine resa conto che comunque è l'unico grande partito che anche quelle amministrative ha dato un termometro di quella che poteva essere la situazione e di quella che potrebbe essere. Sì, c'è da dire una cosa, no? Che l'accusa vera che viene mossa al sistema partitico italiano è di appoggiare un momento di scelte apparentemente tecniche che poi sono sino a un certo livello, nel senso che nel momento in cui la politica fiscale diventa severa ed equa, è una verità trasversale che è la base di qualsiasi sistema nazionale che miri all'efficienza, perché noi abbiamo un'evasione fiscale che è patologica, no? Il fatto è che il Partito Democratico riesce poco ad arginare questo neoliberismo soft, che è la vera espressione del governo Monti. È un governo che dice domani diminuiamo le tasse, ma se non si arriva quanto prima a restituire liquidità al sistema va male, no? L'esempio che si fa nel momento in cui era corsa voce che veniva ad essere messa in discussione la 13ª, non siamo incorsi noi, diciamo andati noi a protestare, ma la Confesercenti ha detto come? C'è la 13ª, come no? Ed è una condizione di fatto. Speriamo che venga restituita alla politica con la P maiuscola, con tutto quanto, con discutere schieramenti, dove anche con Grillo si potrà parlare, però nelle due comunicazioni, no, tra Renzi e D'Alema è quello storico, quel politico storico che ha di suo fatto un'opposizione da sconfitto rispetto a Veltroni, vincendo poi oggi il momento in cui Bersani andrà ad una alleanza che di vertice, facendosi accettare Vendola, Casini, questo mostruoso connubio per molti, ma chissà se poi renderà. Secondo te questa analisi che io ho fatto è quella che porterà l'Italia fuori dalla crisi politica?
Ma La io... condividi o ho detto Ma guarda, dei io mi auguro che comunque si possa uscire da questa crisi politica. Credo che non sia semplice, però questi mesi saranno, a mio avviso, decisivi. Saranno decisivi perché comunque si arriverà comunque al discorso primario a dicembre, ci si incontrerà, sono in corso una serie di feste democratiche, compresa quella nazionale comunque, e lì sarà tutto... Lorenzo, Sì, va bene, va bene. sarà tutto molto più chiaro e mi auguro che si possa trovare comunque la soluzione, ecco. Vabbè, è crollato Lorenzo, vuol dire che il nostro tempo è finito con... chi è questo qua? Tom? È un gormito. È un gormito, con un gormito, un bambino dormito. Come si dice? Lo sa come si dice? Drummi? Salutiamo, no? Salutiamo, adesso questa cosa qua verrà vista nei giorni prossimi anche alla Dispoli e quindi Città Giusta sfonderà. Prima di lasciarvi, volevo leggere una poesia, se è possibile. Se è possibile, sì, se ma possibile. forse se sei veloce anche. Se sono veloce. Un minuto. Un minuto, ve la leggo. È una poesia che a me piace ed è di un consulente per la multietnicità del Comune di Roma, si chiama Yogo. Vivere una sola vita, in una sola città, in un solo paese, in un solo universo, vivere un solo mondo è prigione, amare un solo amico, un solo padre, una sola madre, una sola famiglia, conoscere una sola lingua, un solo lavoro, un solo costume, una sola civiltà, conoscere una sola logica è prigione, avere un solo corpo, un solo pensiero, una sola conoscenza, una sola essenza e avere un solo essere è prigione. Vabbè, noi siamo per la libertà più ampia. Comunque ringraziamo veramente Silvia di queste sue parole e salutiamo sudatissimi gli amici di Città Giusta. Lorenzo, perdona. Grazie per la serata e per l'intervista. Grazie.